nella comunità di Toronto qua, è una comunità veramente cristiana. Avete imparato qualcosa dalle vostre mamme, dai vostri genitori, che cos'è il sacrificio, che cos'è l'amore. In vita e in morte, San Paolo dice, noi appersadiamo al Signore. Un altro caso che non dimentico mai. Nella mia chiesa celebravamo 5 messe ogni domenica. La prima messa era alle 7 e si prendeva il turno. Sono andato ad aprire la chiesa alle 7. Ho guardato fuori e ho detto, oggi non arriva neppure un'anima qua alla chiesa. C'era un metro di neve. Sono andato ancora alla rettoria, mi sono aggiustato bene e sono andato di nuovo. C'era un amico, un vicino di casa, che è venuto ad aiutarmi a cacciare un po' di neve dai gradini della chiesa. E diceva a lui, come va che oggi nessuno passa per spazzare la neve qua? Era un vicino di casa che era in carica di spazzare la neve con tutti gli impiegati del comune. Ho guardato lontano e ho visto un'ombra nella neve che si avanzava verso la chiesa. Ho detto, mamma mia, chi può essere a quest'ora e camminare sulla neve con tutta questa neve? Io ho aspettato, sono avvicinato a lei, era una donna anziana, più di 70 anni, piuttosto robusta. Non riconosciuta subito, ho detto, ma tu potevi rimanere a casa perché oggi non è peccato se non viene alla chiesa. Padre sta bene. E voi mi conoscete. E io vado alla chiesa qua ogni mattina. E oggi che è domenica dovevo stare a casa e stare lontano dal mio Signore. Io sono dovuto venire e Dio mi ha dato la forza per ritornare a casa. Per venire in chiesa e poi per ritornare a casa. Una vecchia. Questo mi dice lo spirito di sacrificio che c'è in tanti e tanti. Il sacerdote va a predicare, mi fa una buona parola. Ma tante volte noi sacerdoti riceviamo la lezione dal popolo, la gente comune, e ci dicono noi abbiamo un grande amore per Dio, più di voi.